Coach, l'avevi detto nella precedente partita che bisogna quasi automotivarsi, è difficile trovare le motivazioni e anche oggi in un match che sembrava tranquillo e poi invece c'è stato questo finale quasi thriller. Di certo non si può dire che il pubblico non si sia divertito. Quanto è difficile affrontare queste partite e alla fine portarla anche a casa la vittoria? Ma sì, guarda, è difficile perché, come hai detto tu, era quello che avevo detto anche ai ragazzi alla fine della partita di Roma, in questo momento chiaramente guardando la classifica è difficile trovare motivazioni, però come dimostra anche questa partita qui, a nessuno piace perdere, neanche a una squadra che aveva addirittura 2 punti in meno di noi e che veniva già da un'altra trasferta. Una partita confusionale, sono successe tante cose, di tutte le partite che abbiamo vinto in questo periodo è quella che mi soddisfa di meno perché abbiamo commesso tanti errori, avevamo nel pochissimo tempo ma avevamo preparato delle cose e non sono venute bene, poi alla fine sfruttiamo le rotazioni sicuramente più lunghe di Latina per arrivare leggermente più freschi nel finale, ma nonostante questo abbiamo rischiato di buttarla più volte. Guardavo un attimo ancora le statistiche, c'è un dato che secondo me è molto positivo, ovvero quello che abbiamo prodotto 23 assist noi e 10 loro, e questa era una richiesta che avevo fatto ai ragazzi, ovvero è normale che in questo momento si comincia un pochino già a pensare al futuro, ma gli ho detto la cosa più sbagliata è pensare di vincere una partita pensando alle proprie statistiche e non pensando alla squadra. I 23 assist di produzione invece dimostrano che ci siamo cercati come è la fisionomia di questa squadra per costruire dei canestri. Poi per esempio c'è un altro dato che abbiamo forzato 16 palle perse ma abbiamo convertito pochissimi punti, quindi questo è chiaramente uno dei motivi per cui non c'è mai stato lo stacco in questa partita. Detto tutto questo, conta aver preso i 2 punti perché io e il gruppo chiaramente vuole cercare di vincere più partite possibili perché alla fine, soprattutto quando giochiamo in casa, per dimostrare che onoriamo questo campionato fino alla fine, e quindi ci prendiamo questi 2 punti e continuiamo a guardare partita dopo partita. Il tutto ricordando sempre che c'è da notare l'assenza di Fabi e con Morici che per 2 mesi non si è neanche allenato. Sì, assolutamente, infatti c'è anche un roster corto se vogliamo. Ma guarda, se guardiamo i 2 roster oggi sicuramente il loro era più corto del nostro. Noi abbiamo oggi ho fatto entrare tutti, poi è normale, ci sono state delle rotazioni, cioè dei minutaggi più alti, dei minutaggi più bassi. Stiamo cercando di mettere nella migliore condizione Nico di recuperare in un momento del campionato che tra l'altro non lo concede con così facilità perché giochiamo e basta, quindi non c'è neanche il modo di ritrovare un pochino di condizione grazie agli allenamenti. Agustin sta finendo il suo percorso e speriamo sia disponibile il prima possibile, però è chiaro che noi, l'ho detto sempre e ripetuto, dobbiamo puntare sul collettivo perché non siamo una squadra costruita per avere il one man show, per portare a casa qualsiasi tipo di risultato dobbiamo basarci su quei 5 che sono in campo e tutti quelli che possono dare qualcosa dalla panchina, ma non solo offensivamente ma anche difensivamente, cosa che di oggi non mi è piaciuta affatto perché abbiamo subito tantissimo 1 contro 1 e questo ha quasi rischiato di compromettere la partita. Lollo, è difficile trovare la motivazione in partite come questa e sembrava anche una partita tranquilla, invece c'è stato un finale quasi thriller, il pubblico di certo non si può dire che non si è divertito. Decisamente, sai, questo è il bello dello sport, soprattutto quando è punto a punto, il bello della pallacanestro è questo. Motivazione onestamente, finché la matematica non ci dà per morti, noi dobbiamo continuare a lottare, è quello che faremo e l'abbiamo dimostrato anche oggi. Oggi l'ha dimostrato, la Fortitudo è ancora viva, quindi ci sono dei segnali di ripresa di questa squadra. Ma noi siamo sempre stati vivi, poi per carità, lo sport è così, vinci, perdi, alcune volte non riesci a trovare una chimica adatta, determinate cose non succedono e di conseguenza va male. Ma non siamo mai morti, è il nostro lavoro, da andare al 100% ci mancherebbe, cazzo. Siamo pagati per questo, noi ci crediamo e vogliamo lottare per voi, per la maglia, assolutamente. Oggi dove è stata più forte la Fortitudo?
Siamo stati sul pezzo e uniti, devo dire, molto. Tutti è andato proprio mattoncino, chiunque, chi un po' di più, chi un po' di meno, chi ha giocato poco, chi ha giocato di più, tutti è andato loro mattoncino. Il fatto che il Latina sia rientrata in partita è un fattore di stanchezza oppure sono stati comunque bravi loro? Tante cose, lo sport è così, soprattutto nella pallacanestro. Ti rilassi un secondo, l'altra squadra non è mai morta, ci crede, anche loro sono in una situazione tosta, che ci devono credere a tutti i costi per cercare di salvarsi. È ovvio che poi nei finali di partita è sempre difficile. Si gioca ogni 3 giorni, domenica è un'altra sfida difficilissima, come si affronta? Si affronta ricaricandosi, riposandosi, guardando quello che ci dice il coach, preparandosi mentalmente soprattutto, perché giocare ogni 3 giorni è un dispendio fisico importante e bisogna essere sul pezzo, anche se per noi onestamente i viaggi sono difficili, ma si sa, Agrigento è così e noi dobbiamo essere mentalmente il doppio più forti.